Apre le porte al pubblico la mostra dedicata alle secessioni europee, in programma a Rovigo a Palazzo Roverella fino al 21 gennaio 2018. Una bella occasione per visitare anche il centro cittadino del capoluogo polesano, coniugando arte, gusto e cultura. Manuela, siamo a Rovigo, la tua terra, ma siamo qui per un evento eccezionale, una mostra che si tiene a Palazzo Roverella che parla delle secessioni europee, un tema molto interessante. Ma adesso siamo un momentino in pausa, il languorino arriva e tu mi hai portato in questo luogo. Perché? Sì, perché la mostra è molto bella da visitare, però insomma è anche bello fare due passi per il centro. Qua siamo davvero vicinissimi a Palazzo Roverella, siamo all'Enoteca 8, un bello spazio tra l'altro che ha aperto i battenti non da molto, quindi è una bella novità qui in centro a Rovigo, e ho pensato di abbinare un po' questa mostra ad un vino, no? Allora, Non poteva essere altrimenti per una sommelier brava come te. Quindi ho pensato ad un vino che secondo me rappresenta un po' lo spirito mitteleuropeo. Assaggeremo un Riesling che ci sarà proposto da Fabio Coletti, che è il titolare di questa enoteca. Perché il Riesling? Il Riesling è un vino comunque che ha origini nel centro, nel cuore dell'Europa. È un vino un po' vintage ma allo stesso tempo di grandissima modernità, ed è anche un vino che ha delle caratteristiche davvero straordinarie. È un vino magnetico, luminoso secondo me, e anche caleidoscopico, nel senso che è ricco di accenti aromatici e in qualche modo anche lui di tratti decorativi, come troveremo in questa mostra. Perfetto, allora adesso io direi di chiamare chi? Il padrone di casa? Chiamiamo Fabio. Fabio, ciao Fabio. Ciao, Allora, ci porti una bottiglia qui di è un Riesling della Mosella, Mosella. Sulle e la cantina Baumle, piacevole, 1998. Ecco, questa è una cosa interessante. 98, quindi il Riesling è un grande vino bianco da invecchiamento, può affrontare il tempo davvero acquisendo dei tratti e delle caratteristiche ancora più interessanti, soprattutto gli idrocarburi, come dicevamo prima, quindi adesso lo assaggiamo. Visto che, se non sbaglio, anche Fabio è un sommelier ice. Sono le Ice. Lui si è diplomato nella delegazione di Rovigo e infatti poi questa passione ha preso anche questa forma ulteriore, È giusto? diventato un lavoro. È diventato un lavoro. Allora, intanto io direi di fare un brindisi alla mostra, secessioni, e al tuo locale, al tuo lavoro. Grazie. E guidaci un po', Emanuele, in questa degustazione. Dicevamo il colore, molto... Beh, il colore sì, vale la pena di dire due parole perché davvero è luminosissimo soprattutto, quindi sinonimo del fatto che ha una grande freschezza e acidità. Questo è un tratto saliente caratteristico del Riesling, è quello che gli permette di sfidare il tempo con questa grazia, perché è un vino anche tanto tanto elegante e raffinato. Poi la cosa che colpisce sia nel calice che poi all'assaggio è il grande impatto aromatico. È un vino, come dicevo prima, caleidoscopico, perché ci puoi stare veramente tanto tempo a soffermarti per cercare tanti descrittori, e la cosa che colpisce di più senz'altro è questa tonalità un po' particolare che è quella degli idrocarburi. Non è un sentore, un aroma che si ritrova in tantissimi vini, sua peculiarità è proprio questa, però la acquisisce nel corso del tempo. E quindi questo valore carattere, dell'anno sì. è importante. È ancora un giovanotto. È ancora un giovanotto Ancora un in realtà, giovanotto? perché sì, ha ancora tantissima freschezza, Sì. e poi ha questa rotondità all'assaggio, ha un aspetto molto vellutato.
No, questa è un'altra caratteristica del Riesling. Infatti negli abbinamenti si presta molto anche a diciamo cibi o pesci affumicati o anche leggermente diciamo speziati. Perché tu, Fabio, qui hai anche una proposta culinaria, vero? Perché in qualche modo... Abbiamo degli spunciotti, come li chiamiamo Alla noi. veneta? Alla veneta seguiamo un po' le proposte di stagione, quindi in questo periodo ci può essere la zucca, ci possono essere i funghi. Seguite un po' la stagionalità, insomma, appunto, di quella stagione che in qualche modo adesso stiamo iniziando. L'autunno non è ancora forse ufficialmente arrivato, però... A dire il vero sì, l'equinozio è proprio oggi. Oggi? L'autunno, sì, quindi Ragazzi, prendiamo anche l'equinozio. All'equinozio! E comunque sì, insomma, tengo anche a dire che loro sono bravi perché questi spunciotti li fanno tutti al momento. Quindi cecchetto alla veneziana ma fatto tutto espresso. Cibo preparato espresso, eccetera. Questa Quindi è una bella cosa. è utilissimo per quei turisti che vengono qui e che in qualche modo vogliono magari completare il loro viaggio nel delta, però una piccola pausa, esatto, ci vuole dopo la mostra sicuramente. Un bel aperitivo e anche un bel momento per fare dare un'occhiata, fare due passi qua dentro, guardare anche tra gli scaffali perché ci si può portare a casa anche un ricordo, no? O magari un vino si può anche assaggiare e poi acquistare. Sì, è bello questo perché uno può prendersi un bicchiere e poi se è confermata la positività può comprare la bottiglia. Allora Manuela, dicevamo che bisognava accompagnare anche un cicchetto come diceva Fabio, no? Abbiamo una Cosa abbiamo qui? Valentina bianca che viene semplicemente fatta bruciacchiata con una spuma di salmone affumicato. Allora intanto noi continuiamo a parlare un momentino della mostra, che è una mostra che si sviluppa a Palazzo Roverella su due piani perché le sale sono più sale che sono occupate da queste opere. E direi che in qualche modo mi piace anche molto questo discorso che abbiamo il nord Europa rappresentato un po', non dico col sud Europa, ma comunque con Rovigo che sicuramente è un'area a meridione appunto di queste aree contaminate, però abbiamo Roma in mezzo che Sì. ci tiene in gioco. Sì, beh, il movimento delle associazioni europee nasce nel cuore dell'Europa. Oggi si parlava proprio del fatto che l'esordio è a Monaco. Poi in realtà si sviluppa, cresce ed acquisisce delle caratteristiche che poi l'hanno portato davvero ad avere una diffusione in tutto il continente e anche una grande influenza culturale. Ecco, cresce in Austria, A Vienna, nella capitale. a Vienna, È senz'altro. qui che incontra forse i suoi interpreti più straordinari e anche più conosciuti come Gustav Klimt. Klimt, che è sicuramente un po' la star di questa mostra. Beh, è bello perché comunque si narra di questa voglia di cambiamento a fine secolo. Siamo in una fase in cui si assiste al tramonto di un impero che è quello austro-ungarico e c'è tantissima voglia di libertà e di rinnovamento. Ma prima parlavamo un attimo con Sergio Campagnolo che cura la comunicazione e l'informazione di questa mostra, come in effetti per gli artisti dovrebbe essere un tratto abbastanza comune quello di anticipare movimenti che sono nei popoli, no? E quindi in qualche modo capire l'aria che tira, no? Sì, È già successo, sì, è già lui ci successo. parlava anche di movimenti in Russia durante prima della rivoluzione russa che saranno appunto protagonisti di una prossima mostra, non ricordo più se a Gorizia, forse. Sì, mi sembra di sì, comunque nelle tre Venezie. Nelle tre Venezie che è il nostro ambito di lavoro. Ora direi di rendere omaggio a questi spuncioni, quindi un breve break perché noi mangiamo, vi lasciamo poi immaginare che cosa mangiamo e se voi vorrete qui proverete le stesse cose, quindi a tra poco. Manuela, allora questo primo cicchetto come è andato? È andato benissimo perché, come dicevamo prima, l'accostamento tra la sensazione di affumicatura del pesce, c'era una mousse di salmone affumicato, si sposa perfettamente con il lato più vellutato e morbido del Riesling.
Sì, di solo dicevi prima dell'affunicamento, qui c'era proprio, quindi l'abbinamento perfetto. Però vedo Fabio pronto con un altro abbinamento. Abbiamo dei triangoli di pasta sfoglia con funghi di stagione, quindi finferli, champignon, dello speck che ha fatto una fumicatura artigianale e una julienne di peperone giallo. Che ringraziamo. Finferli che li ho proprio visti al mercato l'altro giorno quando sono andato per fare degli acquisti per la mia cucina, erano bellissimi, quindi siamo proprio in stagione. Poi adesso invogliano, quando si vedono al mercato fanno proprio voglia. E poi abbiamo lo speck, anche questo è affumicato, anche quindi qui una carne di torna. maiale affumicata e quindi anche questo è un accento che trova una giusta, diciamo, un giusto bilanciamento nei tratti più speziati e morbidi del Riesling. Bene, quindi buon appetito. Fabio ci ha portato un Riesling davvero di rango, perché si tratta di un Riesling proveniente da una delle regioni a livello mondiale più importante per il Riesling. Dove è nato il Riesling? Il Riesling è nato in questa zona della Germania. Quindi. Ma qui hanno, che tipo di approccio hanno con il vino? Cioè, hanno aziende piccole che fanno alta qualità, hanno aziende grandi? Com'è la situazione in Germania? Allora, questo comparto della Mosella. Le aziende sono aziende tradizionali, ci sono anche lì aziende di più o meno grandi dimensioni a seconda, però ecco, troviamo davvero in quest'area, nella zona della Mosella, ma anche della Rheinau, che è un'altra area molto importante della Germania, troviamo un po' i grandi riferimenti mondiali per il Riesling, cioè dei modelli, dei produttori che hanno fatto dei vini che sono una sorta di modello anche per gli altri. Uno standard che fa riferimento. Sicuramente io inviterei Fabio qui a degustare con noi questi splendidi triangoli con i finferli, perché noi ne abbiamo assaggiati alcuni, ma mi sembra giusto che il padrone di casa ci faccia compagnia e insomma condivida con noi questo piacere. E voi appunto sulle materie prime che tipo di diciamo, se possiamo dire, di ricerca fate, di selezione fate? Facciamo una ricerca di qualità, andiamo a cercare proprio i produttori che fanno poca quantità ma di elevata qualità. Cerchiamo di privilegiare prodotti senza glutine per accontentare persone che hanno problemi, ma anche che hanno anche una facilità per la digeribilità dei prodotti. Infatti questo produttore di speck ne fa solamente 8 all'anno, è proprio una è una persona che è un produttore esatto, non devi neanche dirlo perché poi mica dirai il nome, sennò è un artigiano. Ecco, diciamo che noi andiamo alla ricerca. Che zona siamo dello speck qui? Alto Adige, assolutamente. Certo. Bene. Per i funghi invece li vai in cerca tu? No. Se va lui per boschi. Mi piacerebbe, ma non tempo non c'è. Tempo. No, ci riforniamo da rivenditori locali. Certo. Proprio prodotti freschi, andiamo praticamente giornalmente a rifornirci. Sì, penso che il valore di questo posto sia anche quello dove non c'è una cucina pronta per cui uno va dentro in dispensa, prende, scalda e mette in tavola. Qui c'è una cucina fatta al momento, che è fatta proprio da quello che trovi in piazza, diciamo, alla mattina, e che dici oggi facciamo questo, no? Quindi è bello anche di poter venire qui e trovare ogni giorno una proposta diversa, perché anche questo è apprezzabile magari per quella clientela invece più residente che viene qui tutti i giorni per assaggiare qualcosa di particolare, no? Quindi, assolutamente sì. Una bella sosta qui a Rovigo. Bella sosta, mi hai parlato veramente, mi hai aperto l'orizzonte. Ci piace coccolare i nostri clienti, i nostri amici e che trovino del tempo da dedicarsi qui dentro, è proprio un tempo dilatato, ecco. Secondo me è molto molto bello proprio da
piccoli gruppi, da coppie, da persone che in qualche modo vogliono ritagliarsi, come dicevi tu, un attimo di tempo, perché siamo sempre di corsa purtroppo, è un dato di fatto, però magari ritrovarsi quella mezz'ora in cui si riesce a degustare qualcosa di ottimo con dei vini appunto, che devo ancora farti i complimenti perché questo è un grande vino, avere un'etichetta così è veramente sinonimo di qualità e di attenzione verso il cliente, perché la Ci qualità... piace coccolare. Sì, è vero. Bene. Grazie. Tu Emanuela mi hai appena di nuovo ripristinato qui questa dose di questo vino eccezionale che prima ne parlavamo nella pausa, riempie veramente, è un vino incredibile veramente. Però nel frattempo mi sono ritrovato qui davanti un altro piatto. Sì. Qui abbiamo anche una complessità già. Sì. Allora, ci sono degli involtini di speck con formaggio, salsa di mele e zenzero, una misticanza e poi abbiamo un radicchio bardato con la pancetta e abbiamo della zucca con un'aggiunta di rosmarino che gli dà un tocco particolare. Comincia già il tempo del radicchio? Assolutamente sì, il radicchio di chioggia. Bellissimo. Noi veneti, appena fa un po' fresco, il radicchio Radicchio siamo... è il nostro, Non lo abbandoniamo mai. è il mio, poi nella mia dieta e nella mia tavola non manca mai il radicchio, e quando siamo di stagione deve essere presente, quindi mi fa piacere ritrovarlo in questo tuo piatto e quindi grazie ancora. Grazie.